Quella di oggi è l'esempio dell'Italia dei sì, una grande opera pubblica che servirà a decine di migliaia di cittadini, di imprese fatta nei tempi rispettati, e quindi sono qui a dire grazie agli operai, grazie ai tecnici, grazie ai sindaci, grazie ai veneti, così come ho detto grazie ai piemontesi sull'Asti Cuneo, e come sono stato contento di andare sui cantieri dell'alta velocità fra Napoli e Bari, e come sarò un custode dell'unità del paese finalmente per unire Sicilia, Italia ed Europa, realizzando non solo treni più moderni e veloci in Sicilia e in Calabria, ma anche il ponte, che sarà la grande opera più green e sarà l'esempio dell'ingegneria italiana nel mondo. Quindi sono 2 chilometri, ma sono importantissimi perché collegano strade, comunità, imprese, territori, e sono l'immagine del Veneto che non si ferma mai neanche in anni difficili come questi. Guardi, il vero tema è questo: i 9 anni di programmazione del PEF, nel piano economico finanziario, che prevedono il raggiungimento del break-even, cioè della messa a regime dell'infrastruttura, ci fa capire che i cittadini pian piano capiranno che il Pordenone Vicenza sarà 1 ora e 5 minuti, che il Portogruaro Vicenza sarà 1 ora e 20, e quindi si capisce chiaramente che si risparmia almeno metà tempo. Ricordo anche che dall'inizio, con tutte le aperture, si è triplicato il traffico e abbiamo avuto la giornata di punta il 10 marzo del 2023 con 33.000 veicoli. Quindi anche il traffico locale, diciamo, sta imparando a usare questa arteria? Ma decisamente sì, poi la storia un po' di tutte le infrastrutture, considerate che nel nostro piano abbiamo previsto 9 anni di fase, diciamo, di avvio fino a raggiungere il break-even al 9º anno, ed è un po' la storia di tutte le infrastrutture. Si inizia a conoscerle, si inizia a capire che, ad esempio, faccio un esempio, il Pordenone Bassano oggi vale circa 1 ora e 5 minuti, ma potrei anche dire che il Portogruaro Vicenza vale 1 ora e 20, il che vuol dire che in 1 ora e 20 i camion dalla 4 possono deviare sulla 28 a Portogruaro, entrare nella 27, prendere la pedemontana, e in 1 ora e 20 sono praticamente a Vicenza. Ma il tema dei pedaggi è un tema che noi affronteremo di sicuro. Certo che oggi i flussi di traffico ci fanno ben sperare, poi considerate che non condivido l'idea di chi continua magari a fare polemiche inutili. Questa infrastruttura è tra quelle nuove autostrade italiane che ha il pedaggio più basso, perché comunque fare la strada costa. Dopodiché tutto quello che potremo fare per l'abbassamento dei pedaggi lo faremo. Ma guardate, qui stiamo parlando di 94 km e mezzo di infrastruttura, stiamo parlando di un collegamento dalla 27 zona Treviso Nord a Montecchio. Di fatto si dimezzano i tempi di percorrenza e i risultati li si vedono, eccoli lì. Considerate che serviamo un territorio che ha 10 minuti dai 14 caselli a 35.000 aziende e 154.000 occupati, a 10 minuti dai caselli a 300.000 cittadini e a 20 minuti dai caselli ne ha quasi 1 milione. E entro l'estate, dai dati che abbiamo dell'impresa, si apre fino a Montecchio. Poi avremo il tema del casello di Montecchio, che è praticamente è in corso di realizzazione, non compete a noi quella realizzazione, ci è stato vietato di farla allora, per cui immagino che entro fine anno tutta la partita sia chiusa. Sindaco, un innesto importante questo anche per togliere molto traffico dal comune di Villorba. È molto importante, era ora che arrivasse, come ha detto il Presidente, è da 30 anni che aspettiamo quest'opera. Il territorio di Villorba si è mosso già 15 anni fa con la bretella Scatolon, perché aveva previsto questa importante infrastruttura. A Villorba abbiamo una zona industriale più grande della provincia, che nell'ultimo anno si sono insediate altre 40 attività, e quindi la viabilità è molto importante. Ho fatto un rapido conto in questa settimana, abbiamo 12 logistiche a 1 chilometro da qui, quindi nella zona industriale, quindi quest'opera è fondamentale. Poi un paese che non guarda avanti e non fa infrastrutture è un paese che non ha futuro. Un'opera strategica, e qui devo anche dire che Villorba si è fatta trovare pronta, e quindi i collegamenti erano già pronti 10 anni fa, quindi devo fare un plauso al Comune di Villorba per la lungimiranza. Sì, sicuramente i tratti di percorrenza saranno dimezzati, e conto anche che i numeri ci daranno ragione. Sì, certo, il bando viabilità provinciale andrà a risolvere 70 criticità sulla viabilità provinciale in accordo con i comuni. È certo che nel collegamento oggi con la 27 e la SP
PV darà uno scarico della viabilità provinciale oggi attraversata in modo improprio, quindi ben venga e finalmente oggi si completa quest'opera, ancorché manchi il casello di Montecchio, ma sappiamo che da Conegliano, dal Pordenonese, si può andare direttamente verso Vicenza senza più attraversare strade provinciali.